Allora il 34esimo Palio del vecchio mercato di Montebelluna, ancora una volta al centro la Pieve, le prime emozioni. Allora siamo soddisfatti più di ogni altra cosa perché ci contavamo, volevamo vincere il 7° consecutivo e i ragazzi lo volevano fortemente. Speravamo di andare un po' più sotto, ma purtroppo il caldo e qualche defezione della squadra ci ha messi in difficoltà, però se questa è la difficoltà diciamo che è andata tanto bene. E sono contento per Pederiva perché ha fatto un ottimo tempo. Mi dispiace un po' per gli altri perché dopo la giornata di ieri pensavo che ci fossero più squadre sotto i 10 che riuscissero a fare il tempone. Purtroppo il caldo ha giocato un brutto scherzo e va bene così. Noi siamo super soddisfatti, 7 vittorie consecutive e 3 sabati consecutivi non è una cosa da poco. Io quest'anno ho dato le dimissioni, oggi è il mio ultimo giorno, anzi domani. E l'emozione non manca. Chi vuole ringraziare per questa avventura durata tanti anni? Tutti, soprattutto mia moglie. Come si chiama la moglie? Silvana. E i ragazzi ovviamente che adesso stanno festeggiando. Scusa. Sì, loro sono il cuore pulsante della squadra. Comunque dai, adesso andiamo a festeggiare, avremo modo sotto il tendone di berci un po' di birre e via dai. Prossimo anno si ricomincia, io sarò dietro le quinte e comunque sì, non abbandono certo la contrada. Grazie a voi, grazie.